lei mi pare che è uno scienziato, sa lei? Ha fatto qualche pubblicità, ogni tanto. È presente quello del Cinar? Ah, da E presidente. travagliava via Dossuna, lei dice. Mi pare che è uno scienziato, vero ci dico? Lei mi pare che è uno scienziato. C'aveva una cosa via... Non ha negozi. Sape l'angolo la via Orispa? Se avevo rispo, capisci? Da, No, mi io piace la via... avevo rispa, no, è vicino Poletano. Non hai capito niente. Vi stanno musici, non è... Ah, luce, pezzo di luce, ho capito. Non c'è la mangia parte, no? Che vuoi? Che se ci zona l'amico, dice. Ah, poi le fistole, dentro la costola. Tu immagini? E scorreggiato. Visto che era un po' sassato. Senta una cosa, ti piace questo pigiamino meraviglioso? È una versione, diciamo, indoeuropea. Si chiama Indo Pigiama Europeo. Insomma, è una cosa... Sai, lo capivo. E bisogna il riposo. Sì, da te, bisogna il riposo, ti riposi e ti rilassi. E poi stasera c'è la fiesta. E ti presento a mia figlia. La conosci? La perla della Zisa, la chiama. È una bella ragazza, diciamo. Però ti raccomando, La bella... la perla della La Zisa. bella razzisa, che non... Sì. È una figlia unica, diciamo. La teniamo come un regalo di nozze. Dopo il matrimonio, diciamo che mia moglie non ci guardiamo più in faccia, però la perla della Zisa è una bella soddisfazione. È bella come una perla. E sta Zisa. Quindi si chiama perla della Zisa, hai capito, no? Ma tu come ti chiami, diciamo? Come ti chiami? Come ti chiami? Perché non l'avevo presentato. Vabbè, non importa, va il gabinetto, va? Tu lo trovavi. E poi da chi lo gabinetto non lo trovo.